da fare uovo.
La curva che non ci vede ma che ci sente, zona verniciatura 81, c'è una Golf blu targata BN 206 PK da spostare immediatamente. Se non viene con molta delicatezza ve la prendiamo da sotto e ve la spostiamo noi. vedo anche parecchio entusiasmo. Fuori programma, non è una pausa dove non si Del Polo Motor Show, ringraziamolo dello spettacolo. Ciao, il nostro
tutti con la donna, no, la Caterina non puoi. Fernando dice, ma perché io non ce l'ho? Ma perché io non ce l'ho? Ma perché io no? Tutti capito che no. Dopo dirò. E mi dice, abbiamo... Sì. No, la partita. Ja, wat? Ja, wat? Oh, Ja, minder vrienden. ai. Niente. Via che fai il numero, fai il numero.
Guarda, aspetta il pico, ecco. Stop esce 23, precedente 22. Io farò più di campionato perché devo andare a giocare. Questo è il secondo anno chi passa qua. No, ma questo qua l'aveva già diverso. Certo. Com'è dietro? È un po' storta. La rua un po' storta. Cosa fai? Dobbiamo andare al ponte, che hanno navigato. Passa la macchina e vado su. Ok. Vedete che avviso direzione gara intanto. Stazione 10, qui ferma la macchina al 54, che ha il ponte dietro storto, aspetta il passaggio di un concorrente e poi riparte. Stazione 10, la macchina è appena ripartita dopo il passaggio. E io la tabella. Dimmi
No.
Massimo, calmi, calmi. Mm-hmm.
Adriatic Champions Race. Tuskanova, stai trovando dove
Prodotta proprio quest'anno questa e però appunto Emanuele Teffin, Beck per gli amici e quindi Jacopo quarto posto per Ilario Bondioni. Cominciata una storia che l'ha portata molto più avanti nell'europeo qualche anno fa. L'estate, anzi, ormai l'estate era già finita a ottobre. Per poter aggiudicarsi e poi finalmente la parte centrale di questa gara, le semifinali. Partita la seconda run fra Inessa Tuscanova e Elisabetta Branchina per il PR5, una delle novità. C'era, ricorderà, c'era Raffaele Salvatini. Errore di Dado, vedi? Quando non c'hai la che devi correre contro l'avversario ti porta a fare così. Francia contro Italia con Consani che sta vincendo per Remonte Insidiosa e poi lunga piega a destra che porta verso il 360.
Qua chiude poi di perdere meno tempo possibile e di uscire in questo finale di gara. No! È fermo con Sani, il tecnico stava armeggiando sui bottoni del volante per cercare un attimo di capire di che problema si tratti. Certo, però se non è facile